Allora, innanzitutto, ciao anche amici di Antedecos che mi seguono. Io è la prima volta che vengo qua, sono diciamo carico di aspettative. Dopo, Allora, quello che si trova si si trova. parla bene di questo posto. Esatto, si dice che comunque qualcosa ci sia. Già l'entrata in questo posto Ha dato i suoi frutti Esatto. sul fatto, non vi diciamo che cosa, però qualcosa ha fruttato. E vabbè, è la prima volta che vengo qui e quindi staremo a vedere. Io mi sono fatto accompagnare da un canale che insomma serio, fa ricerca seria. Cerco di fare il possibile almeno. Esatto. E vedremo cosa ci porterà questa nottata e quello che sarà vedremo. Metteremo in evidenza. Esatto, Se sì. troveremo qualcosa lo metteremo, se Esatto. non troveremo niente lo metteremo lo stesso. Appunto. Intanto godetevi il video e Ci vediamo all'interno del castello. esatto. Ciao a Ciao. tutti, Real e Antedecos. Ok, allora entriamo all'interno. Senti che adesso ti muovi e fa. Sì, il fruscio dell'erba si sente, No, ma anche il vento. ma neanche tanto. Ha fatto. Stiamo entrando all'interno del castello. Qui abbiamo il file dell'Antedecos che mi fa la compagnia in questa indagine notturna. Intanto rispetto a oggi è già più spettrale. Sì, vabbè, è normale, con tutto buio, non c'è nemmeno una luce all'interno. Sì, se non le nostre. In questo punto tanti hanno registrato i rumori degli zoccoli di un cavallo, Ok. quindi bisogna capire, perché oggi parlando anche con il marito della proprietaria ha detto che questo poteva essere un deposito Ok. dei cavalli, tanto che come vedete c'è anche il carretto che è proprio adiacente a questo deposito. Ok. C'è qualcuno qui che vorrebbe comunicare con noi? Tanti hanno sentito degli zoccoli di un cavallo. C'è qualcuno che sta ancora lavorando o che va avanti e indietro?
c'è qualcuno che ancora passa per questo posto. Puoi fare un rumore o parlare dentro il microfono che abbiamo in mano? Puoi picchiare da qualche parte? Io spot sento non sono io con le scarpe. Stavo cercando di Io sentivo capirlo. dei sassolini, Eh. come se qualcuno camminava. Andiamo in pace. Ok, questo qua è quando mi muovo rapidamente. Però secondo me stando fermi qua sull'erba non hai il rischio che si senta i sassolini. Chiunque ci sia qui, vi chiediamo di fare un rumore, fare qualcosa per farvi sentire. Se c'è qualcuno qui, può farsi capire in qualche modo? Molti affermano di aver registrato un bambino o una bambina. Se sei qui, puoi venire per favore e dirci qualcosa, parlare con noi? Non so se è una sensazione, ma con le cuffie mi pare di aver sentito il mugugno di un uomo. Io, io, io ho sentito qualcosa, ma subito dopo ho sentito anche quello che forse credo sia un aereo che passa sopra. Allora può essere un aereo. Poi vedremo poi riascoltando, però. C'è un bambino qui per caso? Allora, a questo punto, questa porta qua, qualcuno afferma di aver visto alla finestra una donna. Ok. C'è chi ha rilevato anche riscontri attraverso il K2, però c'è da dire che non è la prima volta che faccio questa affermazione,
che bisogna fare affidamento a ciò che troviamo noi, non a quello che si trova dagli altri. Esatto. Quindi io proverei per adesso magari entrare in questa porta e vedere se riusciamo a sentire, avere qualche minima anomalia per vedere come improntare eventualmente l'indagine. E poi ho partito dallo sbox. Che cazzo l'ho messa? Ah, è la tua? Sì. E poi ti pensi qua? Non vorrei che... Magari accidentalmente l'hai toccata. Esatto. Allora, mi sembrava una testa, sembrava. Allora adesso A me è sembrato di sentire... Non vorrei che... cosa? A me è sembrato di sentire... Ma sembrava più un rumore più che un verso. Adesso non so catalogarlo. Allora qui, quando sono venuto la prima volta, avevamo registrato delle varie facciate in questa stanza. Ah, è questa? Questa qui. Cos'è? No, ci sono i ragazzi stranieri che sono andati in macchina. Ok. Allora io proverei a posizionare un attimo qui la videocamera. Vediamo, fare un giro nelle stanze, magari fare un po' di domande, di ascoltare per capire se c'è qualcuno che vuole interagire eventualmente. Allora ci troviamo nella zona abitativa del castello. Quella nobiliare. No, quella mobiliare è quella là di là, Ok. dove c'è la scalinata. Se c'è qualcuno qua con noi, può per favore fare un rumore? Fare un rumore? Fare un rumore? Fare un rumore? O dire qualcosa? Allora, il potenziometro, come vedete, è posizionato al minimo, cioè Sì, proprio, adesso si vede. proprio per non avere possibili contaminazioni. Facendo così non si ha la certezza, però si dà un maggior riscontro eventualmente se deve essere
Sì. Questa è una cucina. Si qua c'è anche tipo un camino. Esatto. C'è qualcuno che si gira ancora per questi locali? È stato uno stomaco. Se c'è qualcuno si può avvicinare a questo strumento che ho in mano? Ne ho uno anch'io in mano, se volete passare vicino al mio e farlo illuminare, ho anche un registratore con cui potete comunicare. Enrica ci ha detto che questa era la zona abitativa dove abitavate quando eravate qui. Magari qualcuno qua ancora che si aggira. Non vi va di comunicare con noi? Vetro. Allora, c'è qualcuno che non conosce. Spero che non sia stata soltanto un'illusione. Cioè? Io ero fermo là, guardando il fascio di luce emanato dal faro, Sì? sembrava che il faro si fosse leggermente soffuso, come qualcuno che cercava di prendere energia. Sai quando cerca di scaricare Sì, energia? sì, è capitato a me una volta. C'è qualcuno in questa stanza? Magari era soltanto l'effetto della Madonna. Cosa? Ah, quando mi sono mosso velocemente io. Aspetta che io faccio una cosa. Era qualcuno che era passato là. Però, uno come loro... Ma come fa a passare qualcuno là e bloccare la luce? No, vedi che c'è la luce là. Ah, Non vorrei che magari siamo passati davanti al fascio. Però a me il fascio sembrava questo, non quello là. Ma non ci arriva, cioè, Non ci arriva neanche. no, arriva solo la È luce. come se la batteria si stesse... Ti stessi abbandonando. Non mi aveva ancora, ma leggermente scaricando. Io faccio una cosa per comodità.
questo? Cos'è? Mia. Io sono qua. Ma no, non sono io che l'ho accesa. Ma non fa quel rumore là. Io lo fermo. Sono io che sto ascoltando. Non capisco cosa dice. Ma c'è qualcosa che qualcuno dice qualcosa? Prova a sentire. Sembra quasi che dice mi manchi. Ma però ascoltarlo con le cuffie? Ho provato e si sente effettivamente quello. Poi c'è da analizzarlo meglio però la cosa, perché si è accesa la radio da solo? Ma non fa quel rumore là. No, questo qua è il rumore di come se c'era un'interferenza. Ah, ok, perché non la faceva prima? No. Ma neanche quando l'ho provato a casa faceva quella roba Vado a là. riguardare il filmato. Se vado a riguardare il filmato, io in quel momento lì c'è anche ferma la videocamera. È ferma la registrazione? Sì. E c'è che... Dai. Oh, per fortuna che io sto registrando. No, a parte quello. Ma... C'è l'obiettivo chiuso. Ma sei sicuro che non hai premuto il tasto tu? Certo che l'ho premuto. Cioè, che... Certo che... Allora, io ero là. Quando la radio ha cominciato ad accendersi. Ma allora, a sto punto, non credo sia stato io che ho acceso accidentalmente la Spirit Box prima. Può essere che magari questo qua che si era già acceso prima. Non capisco, io non capisco. Allora, io per... No, allora all'inizio l'avevo fatto. Sì. Poi la registrazione l'ho stoppata per mettere la videocamera lì. Però mi è sembrato che la radio era spenta. Sì. Più che altro sono convinto di aver schiacciato il tasto REC. Perché adesso vedi che è rosso, quindi sta registrando. Sì. Anche prima era rosso. Però la domanda è, perché era spenta adesso e la radio è partita da sola? Cavolo, io spero che si sia fermata al momento giusto. O almeno si sia fermata dopo e non prima, perché sennò a questo punto non avrei neanche riscontro l'evidenza dalla radio che si è accesa da sola. Perché tu non mi stavi inquadrando. No, io ero di là. Però a questo punto... Però facciamo una cosa. Questo lo... Ok. No. Ah, provi a ricreare la stessa interferenza? Cerco di capire come è possibile che è partita la stessa interferenza. Questo no. E la radio... Solo il più e il meno, boh. No, ma la radio è partita da sola qua. Qua non mi sta interferendo niente. Perché questo qua adesso ha suonato perché io sto schiacciando il tasto talk. Ok. Lo rifaccio così vedete. Quando io schiaccio talk, questo qua si illumina. Esatto. Perché emana le onde. Però non si stava illuminando e la radio è partita da sola. La domanda è: come cacchio ho fatto io che ero fermo a aver fatto partire la radio? Oltretutto perché la registrazione era chiusa. Fammi assicurare che sta andando. Sì, c'è la luce accesa, la rossa. Sì. Allora, io proverei a fare una cosa. Portiamo qua il tavolino. Portiamo il tavolino, lo mettiamo qui Sì. e proverei a fare degli esperimenti.
per esempio, mettere dei sensori di movimento nelle varie porte. Ok. Se passa qualcosa da quei movimenti, dai sensori, quelli si illuminano. Quindi, se noi siamo qua, di là non possiamo essere noi che lo facciamo illuminare. Ne mettiamo uno magari dentro di là, Sì. un altro lo mettiamo qui e se vuoi eventualmente mettere... Comunque non vorrei dire una cavolata, però io a spot sento di formicolio al braccio sinistro. A me è venuta la pelle d'oca quando ho cominciato a suonare la radio. No, ma non la pelle d'oca in quel momento, a spot sento... È presente come uno che fa così? Ti raspa? Sì. Ecco, adesso mi... guarda. Sì, no, ma si vede la pelle d'oca. Adesso che te l'ho detto... Adesso che te l'ho detto mi... Allora, le cose sono due. O sono io che sono, tra virgolette, stupido e in consapevole momento ho toccato dentro la radio, il walkie talkie, perché altrimenti non ha senso. Che ce l'avessi qua, così, com'è possibile che la radio è partita da sola? Ah, ce l'avevi messo così? Così ce l'avevo, non ce l'avevo in mano, ce l'avevo così. Io inizialmente pensavo fosse la ghost box tua. Sì, ma anch'io l'avevo pensato, infatti hai visto che stavo prendendo per spegnerla. La ghost box non può essere, perché il volto me l'aveva rilevato qui. Noi stavamo Su questo muro qua? Su questo muro, c'era il tavolino che qualcuno ha spostato e il tavolino era lì. Ok. Inquadrando rilevava il volto sul muro. Però le idee sono o inquadrava questa parte qui come se fosse un volto, altrimenti perché il rilevamento in quel punto lì? Che questa parte qua è effettivamente dove la ragazza che era con me, con il suo vecchio gruppo, aveva registrato un lamento femminile attraverso il registratore. Il K2 in quella stanza qua, gli si era illuminato. Quindi quello che voglio capire io, che voglio cercare di capire è stato un caso o effettivamente qualcuno a quel momento aveva interagito. Però a questo punto qua vorrei provare a fare questo esperimento, mettere i sensori di lì per vedere. Allora, i sensori sono questi. Ok, facciamo vedere. Questi faretti qua sono i faretti che, mettendoli in automatico, posizionandoli in un posto, Sì. se qualcosa interagisce con esso, lui si illumina. Io direi di metterne uno qua che almeno fa da porta a porta. Ok. Ne metterei un altro sempre in auto, lo metterei su questa porta qui. Ma questo adesso fra poco si spegne? Sì, appena si spegne, lui ha un tempo di 30 secondi e Ok. poi si spegne. Se qualcosa passa attraverso, lui si illumina. Ok. E ne metterei magari uno su questa porta qui per vedere. Però uno di là, vedi che quello là si è spento. Ok. Questo lo metterei qui. E appena si spengono, se qualcosa passa Lo da quella vediamo. parte lì, si vede. E un'altra cosa, io metterei anche questa pallina. Questa pallina qui, che vedete, è una pallina che per farla illuminare bisogna proprio toccarla. La metto qui, al centro della stanza. Vediamo se c'è qualcosa che vuole interagire. Adesso speriamo che si spenga tutto quanto.
Teoricamente dovrebbe essere. La pallina già si è spenta. Le altre due luci si dovrebbero essere già spente però. Sì. Hai visto? E in quel momento lì io ho visto che il faretto si era offuscato leggermente. Quella là si è spenta, quella è ancora accesa. Oh, continua a non volersi spegnere quella là a sinistra. Quella là no. Come se ci fosse qualcuno piantato lì. Puoi allontanarti per favore da quel sensore? Oppure si riesce a farlo spegnere. Un passo. Voglio controllare come. Si è accesa la luce a destra. Allora, prova a spostarti. Non vorrei che. Però mi sembra strano che arriva fino a qua. No, da come è messo, secondo me punta sulla porta. Riesci a passare sulla pallina che è lì per terra, come hai fatto prima, e toccarla? Fuori non c'è nessuno. Ah, È passato. e la palla lì, ragazzi, la palla la devi toccare per farla illuminare, eh? Non ci sono cavoli. Allo stesso modo c'è uno strumento con la lucetta verde. Riesci a farlo illuminare? Allora io ho spento la luce. Mi capisco, aspetta, fammi controllare questa. No, mai. Per sbaglio l'ho messa in on e no, in auto. Così è spenta. Adesso si è spenta. Adesso si è accesa perché magari le levanti con un movimento. Sì, magari l'hai toccata a te. Cioè, Vediamo se. riesci a far accendere anche quella luce spenta che c'è nell'altra stanza? C'è una terza luce che puoi accendere. Facciamo così. Provo a metterla. Questa. Se si accende. Sì, io comunque riesco a riprenderli. A riprenderli. A riprenderli. A riprenderli. Tu hai sentito un rumore metallico? No. Qua di metallo non ce n'è. Riuscite a far illuminare di nuovo la pallina in mezzo alla stanza? È passata una roba così, non vorrei che fosse stato un insetto. No, si è spenta quella a destra. Quella là non riesce a spegnersi. Come se ci fosse qualcuno piantato in piedi lì. Dico una cavolata, così tanto per. Fatalità la luce che dà sul corridoio dell'entrata o dell'uscita. Essendo un punto di passaggio magari sempre accesa. Potete far accendere le altre luci? E si è accesa quella. Si è accesa quella. Ce n'è un'altra, dritto davanti a me. Riesci ad accendere quella? C'è una luce nella stanza della cucina. Riesci ad accendere quella? Mi sembrava di aver sentito fischiare. Ho sentito. Allora, provo a sostituire quella che. Ah, passi questa a sinistra a destra? No, prendo questa e la sostituisco con quest'altra.
Ah, è sempre anche quella il sensore di movimento. Sempre il sensore di movimento, ok. Mi è venuto da pensare che magari sbattendo sul vetro crea riflesso e non si spegne. Non ci ho mai pensato sinceramente. Vediamo se si spegne quella. No, prima si era spenta, Sì. C'è qualcuno che ci sta osservando? Adesso sono spente. Allora vorrei provare. Sì. Quella non vorrei che mi prenda il passaggio di qua. Però prima ero dietro. Si è accesa anche la pallina. La pallina non ha senso però. Perché la pallina. Rumore. Ho sentito una voce. O una voce o un rumore. Io l'ho identificato come rumore. Allora, dove indico io c'è un'altra lucetta. Allora, Riesci ad accenderla? questa non è qui. Quella lì. L'ho sostituita e l'ho messa più avanti. Perché magari, come dice Michele, il riflesso del vetro magari lo vedeva come un movimento. Però Cioè, ne proviamo. ne proviamo, alla fine siamo esperti. Pallina. E la pallina. Allora, facciamo prima così. Quella continua ad accendersi. Quella si è spenta. Proviamo a farla. L'unica che non si accende è quella nell'altra stanza. Sì. No. Non mi convince. Questo, allora, questo sono io, vedete il movimento. Allora io, a dovere di cronaca, faccio vedere che se io faccio così si accende. Lei sente la vibrazione, giustamente, di cosa le sta sotto o bisogna proprio toccarla così. Tanto per far capire il funzionamento di questa lucetta qua. Adesso qui sta passando Quella è rimasta. ed è rimasta spenta. Noi siamo qua a debita distanza e ogni tanto si accende, quindi è molto strano. Se c'è qualcuno con noi, può fare un colpo? Ci dai una conferma che sei qui? Picchiando su una porta? Una volta? Cos'era? Tocco. Sì. C'è qualcuno? Ma non sei te questo? Sono fermo. Ma hai fatto 1, 2, 3. Ero fermo, giuro. Prima una volta e poi toc toc toc. Puoi farlo di nuovo? L'ha fatto di nuovo. C'è qualcuno? C'è qualcuno qua.